Tragedia in un'azienda di Arcade, 57enne imprenditore schiacciato dal muletto che stava manovrando per spostare una piccola piscina. Shock in paese, era il nipote dello storico organizzatore del Pane Vin. Nella chiesa parrocchiale di Miane, l'addio a mamma e figlia morte nel Piave, l'invito del parroco a non giudicare e a perdonare le fragilità. Anche noi adulti talvolta abbiamo paura della vita. Assieme all'amico difende una donna da un rapinatore a Mestre, viene accoltellato e ucciso. Tragedia nella notte, a perdere la vita Giacomo Gobbatto, attivista del centro sociale Rivolta, al bandito arrestato. Furti e auto saccheggiate in via Foscolo a Treviso, vicino allo stadio Tenni. Le razzie a fine agosto, arrestato dai carabinieri un ragazzo di appena 17 anni. Rio San Martino di Scorzè sotto shock per la morte di Andrea Bertone. Il 22enne ha perso la vita in un tragico schianto tra due auto a Santa Maria di Sala. 41enne kosovaro irregolare tenta di regolarizzarsi convincendo un'italiana a sposarsi a Treviso. L'inganno scoperto, l'uomo bloccato ed espulso dall'Italia. Femminicidio Cecchettin, lunedì l'inizio del processo a carico di Filippo Turetta dalle 10 su Antena 3, un'edizione straordinaria per raccontare questa giornata. Intanto gli stracci dell'interrogatorio mostrati da quarto grado fanno discutere. Giornata mondiale dell'Alzheimer, il sindaco di San Zenone degli Ezzelini produce un cortometraggio in cui, anche attraverso le immagini di sua madre scomparsa nel 2018, affronta il tema della gestione della malattia. A Trevignano è in corso la 3 giorni sezionale degli Alpini di Treviso, una donata che culminerà domani con la sfilata delle penne nere e l'omaggio ai caduti di tutte le guerre. Buonasera, bentrovate, bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Lo avete sentito in apertura, una tragedia avvenuta in azienda, a perdere la vita un 57enne, Mirko Cecconato, della termoidraulica Cecconato, era uno dei titolari dell'azienda al servizio di Lina Paronetto. È persona, un gran lavoratore, un bravo padre. E la piscina che stava trasportando era quella che aveva messo per i figli in giardino. L'ultimo giorno d'estate la piscina di gomma da riporre, il muletto dell'azienda messo in movimento per spostarla. Erano da poco trascorse le 9 del mattino quando proprio quel muletto si è improvvisamente ribaltato nel piazzale, schiacciando Mirko Cecconato, 57 anni, cotitolare dell'omonima termoidraulica di Arcade. A trovarlo il papà Silvano, che abita accanto allo stabilimento, dove in quei minuti erano al lavoro 3 dipendenti. La disperata richiesta d'aiuto al 118, l'arrivo di ambulanze e dell'soccorso, ma l'imprenditore era ormai senza vita. Di fatto non un infortunio sul lavoro, ma un tragico incidente domestico, seppure accaduto in azienda e a bordo di un mezzo di lavoro che era stato acquistato da poco. E una volta portato via il corpo, familiari, soci, dipendenti sono rimasti lì attoniti ad assistere ai rilievi dello Spisal, coadiuvati da vigili del fuoco e carabinieri. Un lutto che sconvolge Arcade e la piccola località di Madonnetta, dove in mattinata si stava smontando la tradizionale sagra a cui Mirko non era voluto mancare. Il sindaco Domenico Presti è stato tra i primi ad arrivare sul posto, visto anche il legame tra l'amministrazione e la famiglia. Il papà è stato mio consigliere e vederlo non vi dico lo strazio che ho provato. E la cognata è in famiglia con me, è mia consigliera. Lui lo conosco benissimo, lo vedo tutti i giorni al caffè. È una persona molto conosciuta, stimata, persona che tutti vogliono bene. È una perdita immane per noi. Lo zio di Mirko, Florindo Cecconato, scomparso 2 anni fa, è stato a lungo anima del gruppo Alpini di Arcade e del Pane Vin in piazza. Ora per la famiglia una nuova perdita. Il 57enne lascia la moglie Daniela e la figlia Lara. Cosa si sente di dire ai familiari, sindaco? Che sono vicino al dolore, che è un dolore che provo anch'io, che li abbraccio tutti, come ho fatto stamattina, e si stringe comunque con me la mia amministrazione e tutta la comunità intorno a loro. E nel pomeriggio si è di nuovo alzato in volo l'elicottero del SUEM di Treviso per soccorrere un 80enne caduto dal motocoltivatore mentre stava tagliando l'erba nel suo giardino. L'incidente a Cordignano. L'uomo è rimasto ferito in modo grave ma è arrivato in ospedale cosciente, non sarebbe in pericolo di vita. E nel giorno del lutto cittadino a Miane l'ultimo saluto a mamma e figlia morte nel Piave, con il parroco che ha invitato a non giudicare e a trarre forza, non disperazione dalle proprie fragilità. La vita è un cammino e la strada non è mai facile né tracciata. Dobbiamo fare la fatica di tracciarla noi, talvolta col dolore.
E talvolta c'è chi quel cammino decide di interromperlo, come Susanna Recchia, che si è immersa nelle acque del Piave portando con sé la figlioletta Mia. A quel punto rimane solo una domanda: perché? Come ha detto ai 600 che hanno affollato la chiesa di Miane per l'ultimo doloroso saluto a mamma e figlia, il parroco Don Maurizio Dassiè, citando la canzone di Bob Dylan che ha accompagnato l'avvio della funzione, la risposta soffia nel vento. Non solo non c'è risposta, ma non ci deve essere né giudizio né condanna, silenzio. E quella forma di dolcezza che è la compassione. I palloncini bianchi, Miane che si ferma per il lutto cittadino, l'ordinanza affissa accanto alle epigrafi, il cuore rosso e il bacio di vero amore di papà Mirko per la piccola Mia, il cielo azzurro per Susanna, vola in alto sempre, ha fatto scrivere la famiglia. 2 foto distinte, ma in quella donata ai presenti, mamma e figlia sono nuovamente insieme. Lo stesso sacerdote è sopraffatto dalla commozione. Vediamo cadere dall'albero, come foglie ancora verdi, persone che abbiamo conosciuto, e dentro di noi scoppia un tumulto di sentimenti, di emozioni, di sofferenza, di disorientamento che dirompono e ci fanno piangere. Il cielo sembra vuoto, anch'io alzo gli occhi con lo sguardo che interroga, dice Don Maurizio, ma c'è silenzio. Forse una risposta arriverà più avanti, e rivolgendosi ai ragazzi dice: anche noi grandi talvolta abbiamo paura della vita. Abbiamo l'impressione di essere come piccole barche solitarie in mezzo all'oceano in tempesta. Spesso vi nascondiamo parecchie cose della vita, pensando che così vi rendiamo sereni, tranquilli, forti, ma non è vero. Chi fugge la vita non diventa mai forte. Chi affronta la propria fragilità diventa forte, anche se è fragile. Amate la vita con passione. La folla esce dalla chiesa, così come la piccola bara bianca di Mia portata dal papà, che risale i gradini e accompagna anche il feretro di Susanna. Il dolore suo e dei suoi cari, il dolore dei 3 figli di Susanna e dell'ex compagno Alessandro, il dolore di una comunità intera. Un'altra tragedia familiare, ci spostiamo nel Veronese, svolta nel giallo di Lavagno, dove in una villetta è stata trovata senza vita Alessandra Spiazzi, 58 anni, in gravissime condizioni, il figlio 15enne, il servizio di Anna De Roberto. La svolta arriva alle 12:30 con un comunicato stampa dei Carabinieri. L'ipotesi indiziaria più accreditata è quella di tentato omicidio del ragazzo da parte della madre. Dunque a premere il grilletto sarebbe stata Alessandra Spiazzi, che poi si è tolta la vita. La tragedia familiare di Vago di Lavagno, ricostruita dagli inquirenti ora dopo ora grazie alle immagini di alcune videoregistrazioni e alle parole di Luciano Feltre, marito di Alessandra Spiazzi, la donna 58enne trovata senza vita in una pozza di sangue, e padre del 15enne che ora sta lottando tra la vita e la morte. Mamma Alessandra avrebbe premuto il grilletto dopo una furiosa lite con il figlio, le parole tra i due udite anche dai vicini, i 2 colpi e poi il silenzio. Ad allertare il 118 sarà Luciano Feltre, in quel momento al piano di sotto, mentre la tragedia si consumava nella cucina dell'abitazione di via Galilei. La pistola usata dalla donna, molto conosciuta ed apprezzata nella comunità, attiva nel gruppo Mamme Volenterose, è stata posta sotto sequestro, apparteneva al padre di lei, dunque il nonno del ragazzo, deceduto da tempo. Luciano è stato immediatamente ascoltato dai carabinieri, ma fin da subito il suo coinvolgimento è stato escluso. Diversi gli accertamenti eseguiti anche per cercare tracce di polvere da sparo nelle mani. Per chiarire il quadro indiziale sono stati sentiti, oltre ai congiunti, anche persone informate sui fatti. Allo Stato, certifica un comunicato diffuso dalla Procura della Repubblica di Verona, nessuno è iscritto nel registro degli indagati. Il ragazzo
ragazzo, studente in un liceo del Veronese, versa in gravissime condizioni nel reparto di neurorianimazione. È sostenuto farmacologicamente e meccanicamente in tutte le funzioni vitali. Era arrivato all'ospedale di Borgo Trento in condizioni cliniche già disperate. Per tutto il giorno la villetta, dove al piano terra vive anche la famiglia del fratello di Luciano Feltre, è rimasta vuota. La porzione al primo piano è stata posta sotto sequestro. Scioccati vicini e conoscenti, qualcuno ha già posto davanti al cancello una pianta di fiori rosa. Siamo tutte sconvolte. Qua in questa zona era tranquilla. Noi fino a ieri tardi eravamo qua con la speranza che la signora era viva, invece ci dispiace tanto. Famiglia normalissima, niente di particolare. Noi siamo rimasti allibiti, sinceramente, perché il ragazzo è un ragazzo normalissimo, quindicenne. Lui era dedito alla casa, il padre, voglio dire, non c'era niente di niente, assolutamente. È una tragedia grossa. Il padre, vigile del fuoco, perse suo padre, anch'egli pompiere, nel corso di un servizio. In queste ore attorno a lui si sta stringendo un'intera comunità che prega anche per il figlio quindicenne. Alessandra Spiazzi emerge dagli accertamenti degli investigatori, soffriva di disturbi psichici da tempo. La cronaca ci porta ora a Mestre, una città sotto shock per l'omicidio di Giacomo Gobbato, ucciso a 26 anni a coltellate in Corso del Popolo mentre tentava di sventare una rapina. Dicono che quando è arrivata l'ambulanza i sanitari si siano trovati di fronte ad una scena straziante. Entrambi i giovani perdevano molto sangue, distesi su questo marciapiede in mezzo a Corso del Popolo tra i licei Guggenheim e Franchetti. Erano da poco passate le 23. Pochi istanti prima Giacomo Gobbato e un amico, 50 anni in due, erano coraggiosamente intervenuti per soccorrere una ragazza che veniva rapinata. L'aggressore li ha colpiti entrambi con un coltello. Giacomo, 26 anni, è stato raggiunto all'addome. È morto all'ospedale dell'Angelo un paio d'ore dopo. L'amico, ferito ad una gamba, è stato invece dimesso la mattina seguente. Il responsabile sarebbe un quarantenne di origine moldava, fermato poco dopo aver colpito al viso un'altra donna alla quale voleva portare via la borsa in via Leardi. Alle 11 di sera abbiamo sentito delle urla, ma non abbiamo dato... Io abito di fronte al PAM, però abbiamo pensato ai soliti imbriachi, insomma, perché purtroppo capita spesso e volentieri. Una volta è capitato dei trans che facevano a botte con, non so, con magrebini, è intervenuto l'esercito, la polizia alle 3 di notte. Vedendo la telecamera durante questa intervista, una tassista accosta l'auto. Che noi lavoriamo in queste condizioni. Io ieri sera ero fuori. La tensione a Mestre è sempre più forte. No, è vergognoso che non lavoriamo in sicurezza. Giacomo Gobbato era un artista, lavorava come tatuatore a Vicenza ed era attivista del centro sociale Rivolta, che in un post lo ricorda col cuore spezzato come un compagno che nella sua giovane vita ha sempre lottato per una società inclusiva, multiculturale e antirazzista. Giacomo è morto perché non si è girato dall'altra parte, ha scritto il laboratorio climatico Pandora. Non ha fatto finta che tutto andasse bene perché lottava contro le ingiustizie. Per aiutare una signora, come vita, perso vita, come c'è il mondo, vero? Spero salutare lui, va bene? Spero lui va in paradiso. Oggi Mestre è in lutto e sotto shock per una tragedia che è anche una drammatica denuncia di una situazione che non può più essere tollerata, una situazione che giovani come Giacomo vogliono o volevano cambiare. Torniamo a Treviso, ora furti auto saccheggiate in via Foscolo vicino allo stadio Tenni. È un ragazzo di 17 anni, il presunto autore di una serie di furti e danneggiamenti messi a segno a Treviso lo scorso mese di agosto. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Treviso che l'avevano fermato mentre rubava dopo aver forzato la serratura all'interno di un'auto parcheggiata in via Ugo Foscolo a 2 passi dallo stadio Tenni. Le indagini hanno poi accertato che il ragazzo era l'autore di un altro furto, sempre in una vettura, e di altri 2 colpi tentati stavolta tra le vie Foscolo e Verino. Addosso gli sono stati trovati soldi ed oggetti riconosciuti dai proprietari delle auto scassinate. Al 17enne gli inquirenti presumono sia da attribuire anche il furto ed il danneggiamento di una Fiat Panda rubata e poi abbandonata dal vicino laboratorio analisi BIOS in via Nino Bixio. Il 17enne, già noto per altre segnalazioni, dopo l'arresto è stato portato nel carcere minorile, poi dopo la convalida del provvedimento gli è stata concessa la permanenza a casa in attesa del processo.
Il fumo visibile da lontano, un intero comune allarmato, è quello scaturito dall'incendio divampato intorno a mezzogiorno all'ultimo piano di un condominio in costruzione in via Morganella Est a Ponzano Veneto. Gli operai erano al lavoro, le fiamme sono partite dalla guaina sul tetto e hanno interessato il materiale di lavorazione accatastato, polistirolo, catrame, bombole. Sul posto 4 mezzi dei vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale che hanno bloccato la strada e circoscritto il fuoco sul posto, anche il sindaco Antonello Baseggio. Ancora vittime sulla strada, aveva solo 22 anni Andrea Berton, era di Rio San Martino di Scorzè, l'ennesima vittima della strada, morto sabato notte mentre viaggiava in auto con altri 2 suoi amici. Un'auto rovesciata, l'altra nel canale di Scolo, è questa l'immagine che si sono trovati davanti i soccorritori quando sabato notte sono intervenuti lungo la strada nualese all'altezza del Mulino, allertati da alcuni automobilisti. L'incidente è avvenuto nel territorio di Santa Maria di Sala. Dei 3 occupanti dell'auto, 2 sono gravemente feriti, 1 è morto sul colpo. Si chiamava Andrea Bertone, aveva soltanto 22 anni e viveva nella frazione di Rio San Martino. Per Andrea non c'è stato scampo, viaggiava sul mezzo che è finito rovesciato. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro. Per i rilievi sono arrivati i carabinieri, oltre a vigili del fuoco e sanitari, che hanno portato i 2 feriti all'ospedale di Milano. I mezzi sono stati posti sotto sequestro dalla magistratura, che potrebbe decidere di disporre accertamenti utili a chiarire la dinamica in cui si è consumato l'incidente. La mia vita è finita alle 2:20 di stanotte, senza di te nulla sarà uguale. Sono le parole cariche di dolore che il papà Marzio Bertone, noto camionista di Scorzè, ha affidato ai social. Vicino alla famiglia anche il primo cittadino di Scorzè, che sempre su Facebook ha scritto: non ha senso ora chiedersi che cosa sia successo, vale solo il pensiero che un bravo ragazzo pieno di vita, con sogni, speranze e progetti da realizzare, non c'è più. Ai suoi familiari, ma soprattutto a papà Marzio, alla mamma Emanuela, alla sorella Tania, un grosso abbraccio da parte di tutti noi. Femminicidio di Giulia Cecchettin, lunedì l'inizio del processo a carico di Filippo Turetta. Dalle 10 su Antena 3 un'edizione straordinaria per raccontare questa giornata. Intanto gli stralci dell'interrogatorio mostrati da quarto grado fanno discutere. Ho iniziato a colpirla con il coltello e le ho dato una decina, diversi colpi. Poi ho smesso perché mi faceva impressione. Sguardo assente, voce d'automa, il racconto si inceppa diverse volte ma non ci sono cedimenti nel tono. Il Filippo Turetta che confessa al PM dopo l'arresto l'orrore del femminicidio di Giulia, spezzoni mostrati in esclusiva dalla trasmissione Quarto Grado, restituisce l'agghiacciante sequenza dell'orribile fine della ragazza fin dagli attimi tra Vigonovo e Fossò. Non voleva più i miei regali e aveva iniziato a sentirsi con un altro. Lei stava uscendo dall'auto, io non volevo che se ne andasse e le ho detto che mi sarei suicidato. Ho iniziato a seguirla, l'ho colpita a un braccio, ma la lama si è rotta. Rientrano in auto, Filippo rimette in moto, la ragazza urla, lui tenta di immobilizzarla con lo scotch, lei si libera e scappa di nuovo. Turetta la insegue e la colpisce con un altro coltello. La raffica difendente, alla fine saranno in tutto 75, poi l'inizio della fuga. Non avrei mai pensato di farle questo. Ecco, ho preso la macchina, l'ho caricata, siamo partiti, ho provato a scuoterla, a urlare, ma non rispondeva. Non ci sarà Turetta lunedì in Corte d'Assise a Venezia per l'inizio del processo, prima udienza con capienza rigorosamente ristretta. Per la procura sono una trentina i testimoni, dal papà di Giulia, Gino Cecchettin, alla sorella Elena, alle amiche che hanno raccontato gli sfoghi della 22enne sull'ossessione di Filippo nei suoi confronti, al testimone che sentì le urla nel parcheggio poco distante da casa Cecchettin. Ma saranno sentiti anche i carabinieri che hanno condotto le indagini e il medico legale che ha eseguito l'autopsia sul corpo di Giulia. Un solo testimone invece per la difesa di Turetta, il medico legale nominato come consulente di parte. Nessuna richiesta al momento di perizia psichiatrica che però potrebbe essere disposta d'ufficio dalla Corte. Si sta insomma per aprire l'ultimo capitolo di questa terribile vicenda, un capitolo che Antena 3 vi racconterà fin da subito, fin da lunedì. Dalle 10 un'edizione straordinaria per seguire l'inizio del processo e in prima serata alle 21 una puntata di Ring dedicata a Giulia e all'ora della verità, l'ora della giustizia. Dopo il post su Facebook pubblicato da Luca Marangon, padre di Alex, in cui contestava la notizia che le telecamere posizionate in via Piave avessero ripreso il passaggio di una coppia di lupi, mentre la notte della scomparsa del figlio queste non funzionavano, arriva la presa di distanza dal sindaco di Vidor. Quelle che hanno ripreso i lupi, dice, sono telecamere mobili. I video che hanno appunto inquadrato questi lupi non hanno nulla a che vedere con la videosorveglianza comunale, quindi le telecamere.
che ci sono nel territorio comunale. Il sindaco di Vidor si distanzia e smentisce le dichiarazioni fatte via social da Luca Marangon, padre di Alex, il 25enne morto dopo aver partecipato a un rito sciamanico all'abbazia di Vidor. Fatalità, adesso funzionano, si legge in un post pubblicato in cui venivano prese in causa le telecamere di videosorveglianza posizionate in via Piave, che la notte in cui Alex è scomparso non funzionavano. Quella sera fatalità non funzionavano quelle lì, però succede spesso che questi strumenti non funzionano, basta un sbalzo di tensione, basta un temporale. Questa è solamente una fotocamera usata comunemente, noi la usiamo anche per intercettare persone che magari abbandonano questi rifiuti. Non telecamere del circuito di videosorveglianza comunale, ma camere mobili posizionate dalla polizia locale lì dove serve a controllare movimenti sospetti. Questa fototrappola è itinerante, questa era in via Piave nella strada che va giù verso il Piave, che è la famosa strada che conduce all'abbazia. Motivo che forse avrebbe portato il padre di Alex Marangon a mettere in dubbio il funzionamento delle telecamere fisse di videosorveglianza, precisa il sindaco Bailo, che dopo la triste vicenda che ha coinvolto il suo comune lancia un appello. Il territorio di Vidor, i cittadini di Vidor vengono come segnati così come una comunità che non collabora. Questo non è vero, la comunità, il territorio di Vidor non ha nulla a che vedere con i fatti successi. Adesso basta, attendiamo che siano concluse le indagini. Finto matrimonio per regolarizzarsi, un 41enne cittadino kosovaro scoperto e accompagnato alla frontiera per disposizione della questora di Treviso Manuela De Bernardin. Sull'uomo espulso dalla Svizzera nel febbraio 2022 pendeva un divieto di reingresso in area Schengen valido fino al 2025, provvedimento che l'uomo aveva in passato più volte provato a eludere. Qualche giorno fa il 41enne aveva fatto nuovamente ingresso in Italia attraverso il confine italo-sloveno, recandosi nella Marca trevigiana e cercando di convolare a nozze con una cittadina italiana. A destare il sospetto sono state le richieste inconsuete che la donna aveva avanzato agli operatori del comune di Treviso, segnalate alla polizia locale. L'ufficio immigrazione della questura ha così accertato il tentativo di regolarizzare la propria posizione. Ieri mattina, prima che l'aspirante sposo si recasse in comune per le pubblicazioni di matrimonio, è stato intercettato dalla polizia locale e accompagnato in questura, poi preso in carico dalla polizia. E noi con questo ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, a tra poco. Eccoci tornati in studio, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Continuiamo con le notizie e parliamo di scuole. Calano le iscrizioni dei bimbi alle scuole dell'infanzia, ma crescono quelle ai nidi. La fotografia della FISM di Treviso. Oltre 15.000 bambini da 3 mesi a 6 anni accolti nella rete delle scuole FISM di Treviso, con numeri che risentono del calo demografico per la scuola dell'infanzia, meno 8,5%, mentre crescono per gli asili nido, più 16,23%, con un picco per le cosiddette classi primavera, bimbi tra i 2 e i 3 anni, che registrano quasi l'86% in più. Tra i molti dati che danno una fotografia delle scuole FISM e di conseguenza anche della società che cambia, spicca quello degli alunni con disabilità. Questo dato del più 83% di bambini certificati rispetto all'anno scolastico 2008-2009 è un dato che deve farci riflettere tutti per garantire il loro diritto alla piena inclusione. Anche se è un dato sottostimato, sicuramente è molto di più. Ecco, in questa società molto complicata che viviamo, con la fragilità delle famiglie, c'è bisogno di dare quanto prima il supporto adeguato ai bambini che hanno bisogni speciali o disabilità. Se i contributi pubblici per gli insegnanti di sostegno sono aumentati negli ultimi anni, rimangono insufficienti quelli per nidi, infanzia e classi primavera. Si sono stabilizzati i contributi pubblici da parte dello Stato a circa 1.000 euro a bambino, poco più di 1.000 euro a bambino l'anno per le nostre scuole, la rete delle nostre scuole in provincia di Treviso, e 200 circa 30 euro a bambino l'anno da parte della Regione. Quindi riceviamo complessivamente come sostegno pro capite per ogni bambino che accogliamo nell'infanzia, nella scuola dell'infanzia, 1.250 euro l'anno, che ovviamente non coprono il costo del servizio di qualità che va dato ai nostri bambini, e quindi su questo fronte c'è da lavorare per raggiungere davvero la parità per i bambini e le famiglie. Per quanto riguarda
riguarda il nido, che ha costi più alti per il maggior numero di insegnanti. Il contributo tra Stato e Regione non arriva ai 1.000 euro l'anno per bimbo, cifra del tutto insufficiente per coprire i costi del servizio erogato. Per questo la FISM a livello nazionale continua a sostenere l'importanza di un investimento su questa rete di scuole che in Veneto accoglie il 70% dei bambini. Consentirebbe di accogliere i bambini, di dare loro a tutti opportunità, il più possibile a tutti, contro la povertà educativa e la dispersione scolastica, con un fortissimo risparmio di risorse dei contribuenti, perché siamo in grado di farlo a costi davvero più contenuti del pubblico per un motivo molto semplice. La nostra rete gode di comunità che intervengono con erogazioni liberali, gode del fatto che c'è un grande volontariato che si muove intorno alle nostre scuole. Elezioni provinciali 2024, presentata a Sant'Artemio la lista amministratori di Marca con i candidati del centrosinistra. Si chiama Amministratori di Marca ed è la lista di centrosinistra per le elezioni provinciali che il prossimo 29 settembre rinnoveranno i 16 componenti del Consiglio provinciale trevigiano, scelti da 1.300 tra sindaci e consiglieri comunali della Marca. La lista comprende candidati del Partito Democratico, di Alleanza Verdi Sinistra, Partito Socialista e diversi civici. Orgogliosi di questa squadra, ha detto il segretario provinciale Dem Giovanni Zorzi, sono tutte persone motivate a dare il massimo per portare all'attenzione del Consiglio provinciale le istanze dei loro territori e a vigilare con serietà e competenza sull'operato del presidente Marcon. Alla presentazione, a sostenere la lista amministratori di Marca, anche le sindache di Preganziol, Vittorio Veneto e Cappella Maggiore. Convinti del fatto che la rappresentanza territoriale, la rappresentanza di istanze dei cittadini del territorio e quindi degli amministratori che vivono quotidianamente i problemi dei territori sia la miglior risposta per andare oltre a logica di contrapposizione e per far sì che la provincia sia realmente espressione dei bisogni anche dei nostri territori. Io parlo per la zona dell'Alto Trevigiano e quindi la zona del Vittoriese, dove naturalmente abbiamo visto che è mancata in parte una collaborazione con la provincia, soprattutto per quanto riguarda la gestione del verde relativo alle infrastrutture stradali, e quindi noi sosteniamo una maggiore collaborazione per il territorio. Questa lista vuole spingere su due ambiti. Sicuramente sulla maggiore collaborazione tra ente provincia e comuni, cosa che è un po' mancata negli ultimi anni, e poi anche per spingere sui temi della sostenibilità, sui temi ambientali, perché la provincia in questi anni ha fatto troppo poco. Intanto la Lega torna tra la gente con oltre 200 gazebo in tutto il Veneto. Raccontare ai cittadini l'autonomia, fare sentire il sostegno a Matteo Salvini con la campagna di raccolta firme Io sto con Matteo. Torna in oltre 200 piazze venete la Lega, presente a Padova in Piazza dei Frutti con amministratori locali, il vice segretario alla giustizia Andrea Ostellari e il vice segretario federale Alberto Stefani. La richiesta di 6 anni fatta dai PM di Palermo nel processo Open Arms nei confronti di Salvini non ha fondamento giuridico, spiega Stefani, che aggiunge: la nostra è una raccolta firme di solidarietà nei confronti di un segretario di partito che ha fatto esattamente quello che gli italiani gli hanno chiesto di fare. Tra l'altro è l'unico imputato di quel governo, quindi quel governo che decise collegialmente, con un ministro della salute che doveva controllare la salute dei migranti, con un ministro delle infrastrutture che aveva ovviamente la responsabilità del porto, con un Presidente del Consiglio che appunto in quel momento era Giuseppe Conte. L'unico imputato è il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Credo che questo la dica lunga e meriti il nostro segretario la solidarietà degli italiani. Dopo l'approvazione della legge a giugno non si ferma il cammino dell'autonomia differenziata, archiviata la campagna estiva. Sul provvedimento la Lega va avanti. Entro fine mese ci sarà il primo tavolo ufficiale per le materie non LEP e poi si partirà con i livelli essenziali delle prestazioni per le altre materie. C'è tanta disinformazione, c'è tanta strumentalizzazione da parte di tanti altri partiti politici. Noi vogliamo essere qui insieme ai rappresentanti istituzionali, parlamentari, sindaci, consiglieri regionali e spiegare quello che abbiamo fatto. Credo che la politica sia questa: territorio, strette di mano, presenza nelle piazze. Sanità ora, prevenzione cardiovascolare. Domani, domenica 22 settembre, in piazzale Burchiellati a Treviso, i professionisti dell'US2 saranno a disposizione dei cittadini per valutare il proprio rischio cardiovascolare e capire come abbassarlo. Una
camminata che attraverserà il centro di Treviso e poi una serie di stand in piazzale Burchiellati dove medici, infermieri ed operatori sanitari valuteranno il rischio cardiovascolare dei cittadini. È dedicata alla salute del cuore la prima edizione della Tua Salute in Centro, che vede i professionisti dell'ULSS 2 della Marca uscire dall'ospedale e mettersi a disposizione dei cittadini con consulti specialistici gratuiti. Promotore dell'iniziativa è il SUEM, che dopo molte iniziative in piazza dedicate alla conoscenza del 118, alle manovre rianimatorie e all'uso del defibrillatore, ha coinvolto anche altre unità operative: cardiologia, diabetologia, medicina dello sport, dipartimenti di prevenzione per le dipendenze, per affrontare la questione a 360 gradi. Abbiamo provato a pensare in grande questa volta, perché noi vediamo solamente il problema dell'arresto cardiaco, ma l'arresto cardiaco è la fase finale di una malattia che inizia molto prima, e quindi abbiamo provato a capire che cosa potevamo fare di più per sensibilizzare le persone a capire che prima di arrivare all'arresto cardiaco ci sono tante cose che si possono fare appunto per prevenirlo. Oltre a fattori di rischio non modificabili come età o familiarità, ce ne sono altri che ciascuno può cambiare attraverso comportamenti e stili di vita. I sanitari saranno a disposizione per guidare i cittadini in un percorso di salute personalizzato dopo aver misurato parametri come pressione, colesterolo, glicemia, indice di massa corporea. Valutare quali atteggiamenti, quali comportamenti sono da migliorare, e avremo anche la possibilità attraverso dei test di valutare se una persona è a rischio o meno di sviluppare il diabete. Quindi daremo tutte delle informazioni che poi serviranno anche agli altri stand per avere una stima del rischio che ogni persona potrà avere del suo rischio a 10 anni di probabilmente sviluppare una malattia cardiovascolare. L'appuntamento è dalle 8:30 alle 14 in piazzale Burchiellati a Treviso. Ai partecipanti verrà consegnato il passaporto della salute da conservare e mostrare poi al proprio medico per avere un monitoraggio più accurato della propria salute. 21 settembre, giornata mondiale dell'Alzheimer, il documentario realizzato dal sindaco di San Zenone per ricordare la mamma colpita da Alzheimer. Il titolo: Non ti scordare di me. Giornata mondiale dell'Alzheimer, il sindaco di San Zenone degli Ezzelini Fabio Marin pubblica il documentario scritto, prodotto e diretto assieme a Giuseppe Petruzzellis, in cui racconta la sua storia di amore e dolore accanto alla mamma Gilda, malata di Alzheimer. Uno spaccato di vita crudo, vero, autentico, nella sua carica di grande bene, per far sentire chi ha vissuto o sta vivendo questo calvario meno solo. Un cortometraggio che è significativo grazie alle scene, alle immagini, ai suoni che abbiamo messo per raccontare quella che è stata la malattia di mia mamma in questo caso, ma raccontarla non dal punto di vista esterno, ma cercare di raccontarla proprio entrando in quella che era la testa, in quella che era la mente di mia mamma nel passaggio in questa malattia. Quindi è un cortometraggio crudo, è un cortometraggio duro sicuramente, ma che ha un filo comune in tutto, che è quello dell'amore. Cioè, grazie all'amore noi siamo riusciti ad affrontare la malattia di nostra mamma, che purtroppo dal 2018 non c'è più, e siamo riusciti anche a dare un segnale, a dare delle risposte, a cercare di dare vicinanza alle famiglie che in questo momento stanno soffrendo. Viene espresso tutto il senso di impotenza dei familiari che si trovano ad affrontare un cammino tanto difficile, tanto incomprensibile e irrazionale. Il senso di impotenza nel non riuscire a curare, proteggere e tutelare la persona amata. L'impotenza appunto nel non riuscire ad aiutare e nel non riuscire anche a capirle, nel non riuscire appunto ad entrare in quella che è la loro testa, in quello che è il pensiero che in quel momento magari la persona che è ammalata ha. Questo è sicuramente uno degli aspetti che più fanno male per chi affronta la malattia. Il documentario e la storia di Gilda, che si possono vedere sulla piattaforma zalabview.org, hanno fatto letteralmente il giro del mondo, un grande messaggio di speranza attraverso la sofferenza nel nome dell'amore. Mi piace dire che mia mamma oggi finisce il suo viaggio intorno al mondo, perché appunto questo cortometraggio è andato in vari festival sia nazionali che internazionali, e davvero mia mamma è riuscita insomma a viaggiare, a portare la sua parola e la sua esperienza affinché possa aiutare qualcun altro, per cui mi piace insomma ricordarla così in questa giornata insieme a lei, insieme a tutte le persone che purtroppo soffrono o hanno sofferto. A Trevignano è in corso la 3 giorni sezionale degli Alpini di Treviso, che culminerà domani con la sfilata delle penne nere e l'omaggio ai caduti di tutte le guerre.
Penne nere in festa a Trevignano. Da ieri e per 3 giorni si rinnova l'adunata sezionale degli alpini di Treviso. E la festa riguarda sì tutti i gruppi che compongono la sezione del capoluogo, ma anche le penne nere ospitanti che tagliano il traguardo dei 70 anni della fondazione. Il gruppo ha già ospitato in precedenza il raduno nel 2004 e nel 2014, quindi in occasione dei 50 e dei 60 anni e quest'anno appunto per i 70 anni. Ma il raduno di Trevignano non è solo festa alpina, ma anche un modo di avvicinare le giovani generazioni allo spirito di servizio delle penne nere. Non a caso le prime manifestazioni di questi 3 giorni hanno coinvolto i ragazzi delle scuole locali, anche se la presenza alpina in classe è frequente. E loro si rapportano con le scuole in momenti anche di confronto, di, chiamiamola, lezione su vari aspetti, sulla natura, sull'ambiente, sulla storia degli alpini, sulla protezione civile. Quella di oggi con la cittadella è stata un'occasione appunto perché i ragazzi possono toccare con mano anche quelli che sono le attrezzature, il perché si usano determinati mezzi e non altri. Cittadella che sarà visitabile per tutta la giornata di domani, che sarà anche il clou dell'adunata sezionale di Trevignano. Infatti dopo l'abbassamento alle 9 al campo sportivo ci sarà lo sfilamento dei gruppi fino in piazza Marconi, dove verranno ricordati i caduti di tutte le guerre. A seguire sarà celebrata la Santa Messa Alpina e al termine i discorsi finali davanti a non meno di 1500 alpini, ma anche a chiunque vorrà condividere questo momento di festa. Chiediamo di partecipare, di unirsi a noi perché è un momento importante, credo, per la stessa comunità e poi perché domenica c'è anche una ricorrenza importante per noi alpini, è il patrono, è San Maurizio, il patrono degli alpini. Quindi vorremmo noi festeggiare proprio il patrono con questa occasione nello spirito, come sempre, di convivialità, di solidarietà e di fratellanza. E ora le notizie dal Bellunese. Ha suscitato clamore e sconcerto la notizia della condanna emessa dal Tribunale di Belluno nei confronti di Alberto Peruffo, storico, ambientalista, alpinista e attivista vicentino del Comitato contro i PFAS. Il 19 di febbraio io ero tra i coordinatori, abbiamo fatto una grande manifestazione proprio il giorno che doveva partire il cantiere, e è stata una manifestazione di livello sicuramente regionale dove hanno partecipato moltissime associazioni e abbiamo lasciato un semplice segno. Non torneranno i larici, una scritta a piccoli caratteri gialli realizzata con colore lavabile su un pilone d'acciaio della cabinovia Freccia del Cielo a Cortina, un monito simbolico lasciato al termine della manifestazione del 19 febbraio scorso organizzata per difendere dal taglio i 500 larici del bosco di Ronco a Cortina, abbattuti per fare posto al cantiere dove si sta realizzando la pista olimpica da bob. Per aver vergato quelle parole mutuate dal titolo del suo libro denuncia dell'inquinamento da PFAS delle terre vicentine intitolato Non torneranno i prati, Alberto Peruffo, storico, ambientalista e attivista, è stato denunciato al commissariato di Cortina. La segnalazione è arrivata alla procura di Belluno che ha aperto un fascicolo e Peruffo è stato condannato dal tribunale per il reato di imbrattamento, commutato in una pena pecuniaria di 500 euro ridotta a 400. Si voleva lasciare un segno che fosse gentile contro la prepotenza di chi usa invece motoseghe e ruspe, perché questa è anche la grossa contraddizione. E poi la contraddizione è che per un fatto dove volendo si sarebbe potuto procedere mediante una pratica amministrativa, con una multa, una sanzione da parte, non so, eventualmente del sindaco o di chi altro, hanno invece messo in opera un procedimento penale, che mi sembra molto grave, come io fossi un criminale, quando in realtà non credo di esserlo. La storia di Alberto Peruffo parla da sola. Da anni lo storico vicentino è in campo per la difesa del territorio veneto da grandi disastri, riferiscono le associazioni ambientaliste riunite nel coordinamento per altre strade, stupite dalla solerzia ed efficienza nel perseguire l'azione di Peruffo e speranzose che simili prove di buon funzionamento della giustizia vengano garantite in tutti i casi in cui sono segnalate indagini, verifiche e interventi a tutela dell'ambiente. Io tra l'altro, essendo il coordinatore del movimento, di uno dei movimenti in prima linea sul più grande disastro ambientale del Veneto, che è quello della contaminazione dell'acqua da PFAS, probabilmente non so se dietro ci sia come pensiero, speriamo che Peruffo non prendi la prima linea di Cortina, perché è molto bravo a muovere le persone, i concetti, può essere questo.
credo. Ieri sera nel servizio che vi ha raccontato il caso di Alessia Vedana di Sedico, sulla quale incombe uno sfratto esecutivo, abbiamo erroneamente riferito che la signora è stata raggiunta dalla comunicazione informale del custode dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Belluno Treviso. Il suo direttore Oscar Zambon precisa che la posizione non è eseguita dall'Istituto Vendite Giudiziarie di Belluno Treviso e che la comunicazione alla signora Vedana con ogni probabilità è stata inviata dal custode di una casa d'aste privata che ha in carico la pratica. Pascoli delle Terre Alte avvia il progetto triennale per la riqualificazione di 6 malghe. Riqualificare i pascoli per salvarli dall'abbandono è partito con il primo incontro operativo, il progetto capofila alla provincia di Belluno, che si propone di salvaguardare e rigenerare il patrimonio malghivo bellunese. Questa è una delle misure che ci permetterà di recuperare il territorio da un punto di vista paesaggistico e di metterlo a reddito. È stato il Circolo Cultura e Stampa Bellunese, affiancato da Veneto Agricoltura, che ha contribuito con 80.000 euro in sinergia con l'Università di Padova a proporre il progetto e a giudicarsi il bando di Cariverona, che l'ha finanziato con 290.000 euro per gli interventi da realizzare a Malga Coltoront sul Nevegalla, Casera Palla in Alpago, Malga Foses a Cortina, Malga Kerz a Livinallongo, Malga Chivion in Val Visdende e Malga Dignassa a Santo Stefano di Cadore. Dopo il sociale, dopo la cultura, anche il territorio. È un progetto pensato ancora 2 anni fa, quando insieme a Nicola Dell'Acqua, Veneto Agricoltura, ci ha spinto a occuparci di questo problema delle malghe, sull'invasione del bosco, sul recupero dell'acqua e su mettere attorno alla malga anche un'attrazione turistica. Un capolavoro, lo definisce Luigino Boito, che può essere replicato e che ha già un futuro anche nel settore bio del latte di montagna, perché salvaguardare i pascoli allarga l'orizzonte a svariati ambiti: biodiversità, cultura agricola, tradizioni, eccellenze. Le malghe sono l'unica maniera di tenere pulito il territorio, limitare l'avanzata del bosco, che sarebbe inevitabile, e da un punto di vista paesaggistico senz'altro rendono la montagna più bella. Nella fase di progettazione degli interventi credo che possiamo contribuire per formulare delle linee guida che permettano di valorizzare la multifunzionalità di questi alpeggi. Contributo fondamentale dell'Università sarà la fase di monitoraggio e di formazione con la collaborazione dell'Istituto Agrario di Feltre. I tempi: entro la prossima primavera si chiuderà l'iter burocratico del progetto con i primi interventi nell'estate 2025 e la conclusione nel 2026. E si è aperta oggi a Belluno la 28ª edizione di Oltre le Vette, la rassegna di eventi e incontri intorno al tema della montagna. Perfezione tecnica e raffinatezza estetica fanno dello sguardo di Vittorio Sella, posato sulle vette più note al mondo, l'autore delle fotografie più belle mai fatte alle montagne. Biellese, nato nel 1859 e morto nel 1943, Sella, esploratore e alpinista all'attivo imprese che oggi lasciano stupiti, ha prodotto vere e proprie opere d'arte realizzate a cavallo fra 2 secoli e 2 ere, quando la fotografia si stava sviluppando. È stato conosciuto in tutta Europa e gli ha aperto un po' anche la possibilità di accompagnare i più importanti esploratori dell'epoca in giro per il mondo, dal Caucaso all'Africa, all'Himalaya, poi soprattutto, dove ha scattato delle immagini straordinarie. Parte di quei mirabili scatti sono esposti da oggi al 3 novembre al Museo Civico di Palazzo Fulcis a Belluno, un evento di grandissimo spessore culturale che apre da oggi la 28ª edizione della rassegna Oltre le Vette. Le opere sono di proprietà del collezionista americano Roger Ertel. Abbiamo avuto la possibilità proprio di avere, grazie alla sua generosità, di avere questi materiali preziosissimi, che sono fotografie originali, stampe originali di Vittorio Sella, databili tra gli ultimi 2 decenni dell'Ottocento e il primo decennio del Novecento, e libri illustrati dalle sue fotografie. Stampe originali le cui lastre sono custodite dalla Fondazione Sella, un patrimonio documentario e artistico non solo per la fotografia, ma anche per l'alpinismo e l'osservazione dell'ambiente. Queste fotografie scattate sul declinare del XIX secolo e agli inizi del XX rappresentano le montagne come erano naturalmente, e oggi sono molto diverse. Pensiamo al cambiamento climatico, all'erosione dei ghiacciai, quindi c'è anche una comparazione. E poi c'è un altro elemento che secondo me vale la pena di sottolineare, sempre a livello culturale. Sella è stato a suo modo un pioniere, le cui foto sono state utilizzate per tante altre esplorazioni scientifiche dopo di lui. Ed
Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia. Subito dopo di noi il meteo, ancora una buona serata a tutti, arrivederci.